24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha approvato all'unanimità il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 del gruppo Cattolica. L'utile netto consolidato risulta pari a 41 milioni, gravato di 17 milioni di svalutazioni su investimenti in portafoglio. Il risultato netto di gruppo è pari a 39 milioni. I primi 9 mesi del 2011 hanno confermato il positivo andamento della gestione industriale. In particolare nei rami danni il combine ratio risulta pari al 96,9%, in ulteriore miglioramento rispetto a fine 2010 e il primo semestre 2011. Il risultato degli investimenti al netto delle svalutazioni è pari a 288 milioni nei primi 9 mesi del 2011. Per l'intero esercizio si conferma il positivo andamento della gestione industriale. Il Consiglio di gestione del Banco Popolare ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011. In un contesto economico particolarmente negativo, il gruppo ha generato nei primi 9 mesi un volume di ricavi in linea con quello registrato nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e grazie al contenimento degli oneri operativi rileva un risultato economico positivo. Nei primi 9 mesi del 2011 il Banco Popolare rileva un utile netto consolidato pari a 324 milioni. Nel periodo, nonostante il difficile contesto operativo che caratterizza l'industria bancaria italiana, il gruppo è riuscito a mantenere una buona performance, margine di interesse in aumento, tenuta delle commissioni e costi operativi sotto controllo. Si terrà nei giorni 17 e 18 novembre presso la Fiera di Verona la terza edizione di Geo Oikos, la rassegna espositiva di progetti sul territorio, destinata ad operatori pubblici e privati operanti nei settori della pianificazione urbana e territoriale, architettura, grandi opere, ambiente, natura ed energia. La manifestazione, promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con le province, ha come scopo la promozione del Veneto e del Nord-Est tramite iniziative per la valorizzazione delle identità in termini di qualità, innovazione e sostenibilità. La partecipazione del Comune di Verona all'evento è stata presentata dal vice sindaco Vito Giacchino. Il Comune parteciperà al fine di presentare il piano di interventi recentemente adottato. Tra le tematiche presenti alla rassegna, particolare attenzione verrà prestata al tema del paesaggio. A batterci sarà solo il cuore. È questo lo slogan del programma di iniziative promosso dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Verona in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre. Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina nella sala Araz del Comune alla presenza dell'assessore alle pari opportunità Vittorio Di Dio, affiancato dalle rappresentanti delle associazioni femminile Eurodonne Italia, Terziario Donna e la commissione competente in materia della provincia scaligera. Un ricco programma di eventi, in programma da venerdì prossimo fino a sabato 26, farà da contorno all'appuntamento del 25 novembre, un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione della società riguardo una piaga terribile, la violenza sulle donne. Sono stati presentati questa mattina dagli amici della bicicletta i risultati dell'inchiesta sull'uso delle luci e di altri dispositivi di segnalazione tra i ciclisti veronesi. La sperimentazione è stata attuata attraverso il monitoraggio di 4 varchi della città tra le 18 e le 19:20 di venerdì 11 novembre. E i dati rilevati hanno mostrato come un ciclista su 2 viaggi poco o per nulla illuminato nelle ore serali. Con questa indagine gli amici della bicicletta vogliono farsi promotori di sicurezza urbana e di civiltà sulla strada e stanno portando avanti 3 iniziative: un volantino in 5 lingue, un video autoprodotto proiettato nei maggiori cinema della città e una convenzione valida fino al 13 dicembre con alcuni rivenditori che metteranno a disposizione uno sconto del 20% sulla fanaleria. Scontro durissimo nel PDL, chi resta per mangiare.
botta e risposta tra Massimo Giorgetti e Salvatore Papadia. Tutti i particolari sulla cronaca di Verona. Sulla cronaca di Verona sale Giovanni Miozzi. La provincia di Verona è tra gli enti meno indebitati con 176,8 euro per abitante contro il 194,7 della media nazionale. Scende Massimo Giorgetti. I topi via dalla nave, poi si lurano i sommergibili, rapidi ed invisibili. Linguaggio un po' datato forse per chi legittimamente aspira alla segreteria provinciale del PDL, o no? Appalti e concessioni. L'ultimo regalo di Galan. Il gruppo industriale Gemmos aggiudica gare per 100 milioni di euro in Sicilia e Sardegna per l'illuminazione di beni artistici. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadel-veneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.